Il quartiere agrigentino di Fontanelle in festa per il patrono della parrocchia San Nicola. 2 giorni tra preghiera, momenti di aggregazione con la distribuzione della minestra di San Nicola e ieri, giornata dedicata al santo, la messa con i vespri solenni e lo spettacolo teatrale nella sala dell'oratorio ispirato alla novella di Pirandello La Verità. La messa è stata celebrata da Don Carmelo Petrone e concelebrata dal parroco di Fontanelle, Don Andrea Militello. All'omelia Don Carmelo Petrone ha parlato del miracoloso patrono San Nicola, un santo amato e venerato che gode di un culto mondiale, il più esteso dopo quello per la Madonna. San Nicola è venerato dalla Chiesa cattolica e da quella ortodossa. Praticamente nessun santo può reggere il confronto con il Santo Vescovo, un uomo, come è stato ribadito da Don Carmelo nel corso dell'omelia, che si è distinto per la sua generosità verso i poveri e i bisognosi e che è divenuto patrono, tra gli altri, dei marinai, dei bambini e delle giovani donne che si avviano al matrimonio. Nella tomba che si trova nella cripta della Basilica di Bari si forma la cosiddetta manna di San Nicola, un liquido che trae origine dalle ossa del santo e diviene reliquia distribuita ai devoti. Fontanelle è un quartiere dove è mancata da sempre e si nota tantissimo l'attenzione delle amministrazioni comunali, per cui permane una situazione di rischio per quanto riguarda, ad esempio, le strade lasciate al buio e senza protezioni dalle scarpate. E così non resta che rivolgersi, come molti fanno notare, al patrono San Nicola, perché possa proteggere dai pericoli di ogni giorno. Era stato il parroco Don Franco Giordano a fare arrivare a Fontanelle la statua di San Nicola, quella che ieri, grazie al giovane parroco Don Andrea, è stata esposta alla venerazione dei parrocchiani del popoloso quartiere. E nel tuo spirito